non concretizzate o alla fine per le parate di Rossetto che ha salvato il risultato? Io penso che oggi chi è venuto a vedere la partita qua a Ormelle si sia divertito perché ha visto due squadre che fino alla fine hanno cercato di vincere la partita. Abbiamo avuto occasioni noi, hanno avuto occasione loro, adesso chi più chi meno il campo dice 0-0, però secondo me è stata una partita bellissima dove si è vista della qualità, si sono viste delle idee in campo da ambo le formazioni, quindi veramente faccio i complimenti prima ai miei ragazzi ma anche all'Ia Piave che ha dimostrato di essere una buona squadra e di voler competere per i piani. No. Vai. Allora, sì, no, mister, c'è rammarico forse qualche occasione troppo sprecata sotto porta, potevate portare a casa la partita. Sì, è vero, abbiamo preso anche un palo, abbiamo avuto 3-4 situazioni clamorose, però ripeto, è importante intanto aver creato tanto perché non era facile contro questa squadra. Speriamo la prossima partita di aggiustare un po' di più la mira, di essere un po' più cinici, perché poi ripeto, se venivi fuori con una bella vittoria qua ti dava più morale, però il morale c'è lo stesso, sono stato spogliatoio perché comunque i ragazzi hanno capito che anche contro una buonissima squadra possono fare veramente delle cose importanti e oggi l'abbiamo dimostrato. Ecco, ho visto un Treviso che andava molto bene, soprattutto in difesa, vedo che già come preparazione siete già a buon livello. Ecco, quindi anche una difesa che ha salvato comunque il risultato, oltre che una buona preparazione anche a centrocampo. Sì, stiamo lavorando bene, secondo me non siamo ancora al 100% perché i carichi di lavoro in questi 40 allenamenti sono stati veramente pesanti. Però ho visto molta attenzione, molta concentrazione, ho visto che comunque nessuno ha mai tolto la gamba anche negli scontri fisici, questo è importante. Secondo me Rossetto è stato molto bravo poi verso la fine della partita dove noi siamo un po' calati, loro sono un po' venuti fuori, giocando in casa era anche normale, però è stata, ripeto, una bellissima partita, giocata bene da ambo le squadre. Io penso che chi oggi sia venuto allo stadio si sia divertito, ha visto delle cose belle. È stata una partita anche dal punto di vista del fire play molto positiva, diciamo, ecco. Sì, noi lavoriamo molto su questa cosa qua perché vogliamo lasciare un ricordo comunque di una squadra corretta, ho dei giocatori che sotto questo punto di vista qua mi stanno seguendo, comportamenti in campo, ci si mena, si prendono, si danno, questo è il gioco del calcio, l'importante è che ci sia sempre la giusta correttezza, alla fine partita ci dia il 5 tutti. Grazie. Posto? In questo campo, mister, sarà veramente difficile far punti, però il Treviso ha dimostrato di essere pronto per questo campionato di eccellenza. No, sono contento perché assolutamente è una squadra che l'anno scorso ha rischiato di vincere il campionato, fatta di buonissime individualità. Noi siamo venuti qua, noi siamo al primo anno di eccellenza, siamo venuti qua senza timore, anzi abbiamo avuto delle grandi occasioni per sbloccare il risultato, quindi sono contento del carattere e della personalità che ha dimostrato la squadra. Mi rifaccio la domanda del collega, magari bene in difesa, un pochino più di cattiveria di davanti sotto porta. Ma sì, ma capita, ci sono giornate, fino adesso abbiamo fatto sempre gol, in tutte le partite che abbiamo fatto i gol sono venuti, capita delle giornate che magari sei meno preciso oppure anche comunque delle buone parate del portiere, ci sta, l'importante è comunque esserci arrivati, poi la mira con gli allenamenti, con la condizione fisica sono sicuro che arriverà. Serve altro, ragazzi? No, siamo a posto. Grazie mister.